Parla tifoso napoletano. Siamo qui ancora una volta per portarvi le ultime notizie sul nostro amato club. Ma prima di entrare in queste informazioni, vorrei chiedere a tutti voi un grande favore. Dimostra tutto il tuo amore per il Napoli lasciando quel like sul video e, se non sei ancora iscritto, non perdere tempo e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità in prima persona. Amici, come sappiamo, il Napoli cerca sempre di migliorarsi per portare in campo i migliori risultati. E questa volta la notizia che porto riguarda la nostra talentuosa Khvika Kvaratskhelia. Secondo informazioni recenti, Kvaratskhelia e il suo manager, Mamuka Ujeli, sono in trattative con il nostro presidente Aurelio per il rinnovo del contratto. E qui arriva la sorpresa, visto quanto accaduto a Osimhen. Il giocatore sarebbe pronto a chiedere uno stipendio da 5 milioni di euro per rinnovare il contratto. Sembra che l'imprenditore abbia già avviato i colloqui con il nostro presidente e all'orizzonte c'è la possibilità di un incontro, magari anche nella prossima partita contro il Sassuolo. Tuttavia, in questo momento, sembra che ci sia una differenza specifica tra le parti. Kvaratskhelia vuole uno stipendio di circa 5 milioni di euro, più un bonus. Si tratta praticamente del doppio del tetto salariale fissato al Napoli la scorsa stagione. Prima le trattative per il rinnovo si aggiravano intorno ai 2,5 milioni più bonus, per un totale di 3-3,5 milioni, in linea con il tetto salariale. Ma ora la proposta sarebbe stata resa più flessibile, cioè un contratto prolungato fino al 2028 e uno stipendio base di 5 milioni, con 1 milione di bonus. Allora, cosa ne pensi di questa possibilità di rinnovamento con Kvaratskhelia? Vale la pena questo investimento? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, vogliamo sapere cosa ne pensano i fan. Se ti è piaciuta questa notizia esclusiva, non dimenticare di dimostrare il tuo sostegno lasciando un mi piace e, ovviamente, iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutti gli aggiornamenti del nostro Napoli. Alla prossima, fan! Forza Napoli sempre!